Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Come ogni giorno vi racconto una storia di calcio perché sul canale Lo Scrigno del Calcio, che è questo che state guardando, ogni giorno parliamo di calcio e ogni giorno vi racconto una storia. La storia può essere di una squadra, può essere di un allenatore, può essere di un calciatore. Oggi è una storia un po' pesante che però io volevo raccontare perché a me dà fastidio quando c'è emarginazione, quando c'è volontà di dimenticare qualcuno, forse perché la sua morte è scomoda, forse perché a un movimento dà fastidio nominare certe cose, dire certe parole e ricordare quasi una persona solo perché il suo destino si è incanalato verso una direzione. Oggi parliamo di Giuliano Giuliani, ma soprattutto parliamo di una morte tanto tanto scomoda nel mondo del calcio, perché c'è una parola nel mondo del calcio che non si può nominare, forse sono due le parole che non si possono nominare nel mondo del calcio, una è l'omosessualità e l'altra è l'AIDS, o quantomeno non si poteva nominare fin quando non è iniziato ad esserci qualche cura, ma eh, quando è successo quello che vi vado a raccontare non c'era assolutamente nessuna cura e quella parola faceva paura. Io sono nato in una generazione in cui l'AIDS faceva veramente tanta paura e chi ha la mia età, chi ha più o meno 40 anni oggi, sa benissimo perché vedeva le pubblicità in televisione, perché anche in famiglia ti facevano una testa così, giustamente, più della droga che aveva magari avuto lo stesso effetto nella generazione precedente alla mia, la generazione nata all'inizio degli anni 80, a metà degli anni 80, aveva un terrore incredibile dell'AIDS, giustamente, perché era una malattia senza cura, era una strada senza uscita. E c'era la famosissima pubblicità di quell'alone fucsia che contornava le persone contagiate dall'AIDS e io me la ricordo ancora oggi cioè, mi si drizzano i peli del braccio quando ci penso perché era effettivamente una pubblicità che faceva capire quanto grave fosse la situazione. E tutti parlavano di questo in Italia perché era una piaga veramente enorme. Nel mondo del calcio certe cose non si possono dire perché il calcio deve sempre mostrarsi forte, deve sempre dimostrarsi perfetto, non deve dimostrarsi mai malato. Eppure Giuliano Giuliani si è ammalato quando la sua carriera ormai era finita. Giuliano Giuliani ha giocato, era un portiere, ha giocato in buone squadre come l'Arezzo, come il Como, come il Verona dove va a sostituire il portiere dello scudetto Garella e soprattutto come il Napoli dove, ironia della sorte, sostituisce anche in questo caso Garella. E Giuliani è il portiere del Napoli che vince la Coppa UEFA nel 1989, 88-89 e lo scudetto nell'89-90. Adesso io vi ho portato anche l'album dell'89-90 così vi faccio vedere la figurina tanto di quella squadra e poi di Giuliani. Questo è il Milan e questo è il Napoli. Napoli 89-90, eccolo qua. Ed ecco la figurina di Giuliano Giuliani, eccolo qua, lo vedete in primo piano. Classe 1958, 29 settembre 58. Noi sappiamo tante cose del Napoli, detto il Napoli di Maradona, che era una squadra di guasconi, che era una squadra dove i vizi e gli stravizi erano all'ordine del giorno. Parliamo di droga, parliamo di avventure a luci rosse, ma questo non è che l'ho scoperto io, questo è stato detto da tutti e passava tutto in cavalleria perché la città era talmente estasiata da quella squadra fortissima che fondamentalmente dei vizi e degli stravizi dei calciatori non gliene fregava niente. Maradona era un giocatore che arrivava ad allenarsi in pratica il giovedì pomeriggio e dal lunedì al giovedì
non stava chiuso in casa, o se stava chiuso in casa non stava in pantofole a guardare la televisione, ma faceva talmente tanto la differenza, anche in sovrappeso, anche con poche ore di sonno, che ai tifosi, agli allenatori, al presidente non gliene fregava niente. Perché poi i risultati erano quelli di un giocatore determinante e di una squadra che lottava per il vertice praticamente tutti gli anni. Giuliani era l'opposto, era schivo, era taciturno, era timido, non amava la bella vita, amava anche starsene spesso a casa, non amava molto rilasciare interviste, anzi molto spesso sembrava quasi che non vedesse l'ora di togliere il naso e la bocca dai microfoni per tornarsene a casa. E, lui ha una storia con una soubrette, si potrebbe dire quasi una velina, ed è una storia molto, molto comune tra il calciatore e la soubrette. I due si conoscono, si sposano, hanno una bellissima figlia e vivono nella tranquillità più totale. La carriera di Giuliani va avanti fino più o meno alla fine della carriera. Lui chiuderà la carriera all'Udinese nel 1993, sostituendo un'altra volta Garella in porta, e poi di lui più o meno non si saprà più nulla. Fino a che un giorno, quando lui è quasi agli sgoccioli della carriera, esce su un giornale un titolo molto, molto grande che raggela il mondo del calcio, con scritto Giuliani all'AIDS. Forse qualcuno ha avuto una notizia, una soffiata. Lui non ha la forza di ribattere, non dice niente e la cosa cade così. Fino a quando a novembre del 1996 sui giornali esce la notizia della morte di Giuliano Giuliani a neanche 40 anni. Si parla di malattia, si parla di morte in ospedale dove era ricoverato da qualche tempo, ma cala completamente il buio e il silenzio su quello che realmente è successo. Tanti nel mondo del calcio, i suoi ex compagni, sanno di cosa è morto Giuliano Giuliani, ma nessuno ne parla. Quando si intervistano, ancora oggi, quando si intervistano vecchi compagni, vecchi allenatori, perfino il presidente Ferlaino, dicono tutti un bravissimo ragazzo, un bravissimo calciatore, colpito da un destino sfortunato. La parola AIDS non viene neanche lontanamente citata. Ma come ha contratto l'AIDS Giuliano Giuliani? Questo lo racconterà proprio la sua ex moglie, perché Giuliani restò infettato proprio al matrimonio di Diego Maradona nel 1989 a Buenos Aires, in cui andò da solo perché la moglie era incinta e non poteva sostenere un viaggio transoceanico, e nei bagordi di una festa sicuramente che non sarà durata poche ore, ebbe un'avventura con una donna e rimase contagiato. Purtroppo le malattie sessualmente trasmissibili non fanno sconti, può essere una volta come 10, se succede, succede. E lui non può omettere questa cosa, perché lui sa che purtroppo il suo destino è segnato, ma non può ometterlo alla sua compagna, tant'è che a sua moglie, tant'è che è costretto a confessarle il tradimento, che a quel punto diventa ovviamente il male minore, e lei, pur lasciandolo come marito, non lo lascia come compagno, gli sarà sempre accanto. I due vivono a Bologna, vivranno gli ultimi anni della vita di Giuliani a Bologna, aprendo anche un negozio di abbigliamento, e lei racconterà in un'intervista al Libero lo leggo perché non, dell'11 ottobre del 2010,
Esatto, 11 ottobre del 2010. Lei è Raffaella Del Rosario, ex Valletta molto in voga negli anni '80, un po' meno poi successivamente, e lei racconta tutto quello che è successo, ma racconta soprattutto l'abbandono che Giuliani ha avuto successivamente alla sua morte. Di Giuliani non si è più parlato, addirittura la cosa che a me soprattutto ha dato il là per scrivere di Giuliani qualche anno fa e per fare questo video oggi, è che alcune volte quando si deve raccontare qualcosa o del Napoli di Maradona o del Verona di fine anni '80, sembra che ci sia quasi il fastidio di dover nominare Giuliani, perché a lui poi si deve ricollegare per forza la malattia che lo ha colpito. E il calcio è come se dovesse rimanere sempre puro da determinate situazioni. Sembra quasi a volte di assistere a quei film di fantascienza in cui per errore qualcuno che doveva morire non muore e l'entità mitologica del film lo fa dimenticare anche ai presenti, come se Giuliani non fosse mai esistito. Questa cosa è molto pesante, anche perché ancora oggi qualsiasi malattia, qualsiasi situazione poco chiara nel calcio è sempre meglio farla scomparire come la polvere sotto il tappeto. E questo onestamente credo che non sia giusto, perché in fondo Giuliani non ha fatto del male a nessuno se non a se stesso, pagando carissimo forse l'unico errore della sua vita. E credo che sia giusto comunque ricordarlo come uomo e come portiere. Oggi forse ci siamo fatti un po' del male, ma io trovo giusto a volte ricordare anche delle storie pesanti, proprio ricordare anche a chi le vuole dimenticare. Iscrivetevi al canale, lasciate like, lasciate commenti e seguiteci.